Buongiorno Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, ancora una volta con il sindaco Francesco Siviero. E perché l'abbiamo bloccato? Perché stava andando in altri siti, in altri luoghi, perché vogliamo parlare di un evento straordinario per Taglio di Po, che è stato il Carnevale Tagliolese. Secondo lei, sindaco, qual è stato il motivo del successo? Sicuramente nel post pandemia, diciamo così, c'era la voglia di ritornare, la voglia di stare insieme, la voglia anche di divertirsi in allegria, anche come tanti bambini che sono stati il giorno del Carnevale. E sicuramente ha giocato anche tanto la sinergia della nostra comunità, nel senso le tante anime che la compongono hanno lavorato insieme in modo da creare questo bellissimo evento che ha veramente riportato un po' di normalità nella nostra comunità. Ecco, Taglio di Po è per definizione un paese individualista. Lei abita in alto a Taglio di Po, anche se nella frazione, io sono tagliolese ormai da secoli, però è una di queste caratteristiche, forse un difetto e a volte un pregio. Fare squadra quindi però paga, secondo lei? Sì, come abbiamo visto in questo caso, insomma, è stato l'ultimo successo della nostra comunità, però ci sono stati anche tanti altri frangenti in cui effettivamente il fare squadra, lo stare insieme e non ragionare per i propri interessi ma per quello della comunità veramente ha dato dei grandi risultati e l'abbiamo visto appunto, come si diceva, con il Carnevale Tagliolese in questa edizione 2022 e sicuramente avremo altri esempi anche in futuro. Abbiamo ricevuto i complimenti da tante persone che abitano non solo nei paesi limitrofi al nostro ma anche nella provincia di Rovigo, nelle province limitrofe, perché veramente abbiamo fatto qualcosa di grande, l'abbiamo fatto come tagliolesi, come comunità di Taglio di Po. Ci possiamo aggiungere meditiamo gente, meditiamo? Beh, ovviamente meditiamo gente, meditiamo, ci sta sempre bene, vediamo insomma di far tesoro anche di questa ennesima positiva esperienza.